albero sul cavo di alimentazione dei treni fa andare in tilt la linea Treviso-Porto Gruaro, disagi tra i pendolari. Comincia domani la settimana clou del Carnevale di Venezia, visite guidate nei più bei palazzi veneziani e spettacoli nei teatri. Il teatro amatoriale veneziano sbanca il botteghino, grande trionfo del capocomico Carlo Vianello, erede di Cesco Baseggio al Teatro Momo di Mestre. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Apriamo con i disagi per i pendolari a causa della linea ferroviaria Treviso-Porto Gruaro che è andata in tilt per la caduta di un albero sulla rete di alimentazione elettrica dei treni. L'imprevisto ha costretto Trenitalia a cancellare 4 treni regionali tra Porto Gruaro e Pramaggiore, che ha poi sostituito con un servizio di bus. A causare lo stop la caduta di quest'albero tagliato da un privato su un terreno confinante con la ferrovia e che è finito sul cavo di alimentazione elettrica dei treni, danneggiandolo. E cambiamo argomento e continuiamo a parlare dell'omicidio di via Vespucci. In questi giorni è la notizia del giorno, ci sono colpi di scena, indagini che fanno trapelare dettagli sempre più particolari. Sarebbero state alcune intercettazioni a dare la svolta all'inchiesta della squadra mobile sull'omicidio di Lida Pamio, l'87enne massacrata il 20 dicembre scorso a Mestre. La vicina di casa, sospettata, si dichiara però innocente e l'avvocato ha ribadito che non esistono prove che inchiodano la sua cliente. Il servizio. Nessun litigio, sono innocente. La cinquantenne sospettata di aver ucciso Lida Pamio il 20 dicembre scorso in via Vespucci a Mestre si difende e respinge tutte le accuse. L'inserviente ospedaliera ha deciso di rompere il silenzio, esasperata per essere finita nel tritacarne mediatico di notiziari e quotidiani. Il suo avvocato Alessandro Doglioni rincara la dose, aggiungendo che non ci sono prove e che la sua cliente è troppo minuta per avere la forza di ammazzare una persona con una tale ferocia da spezzare 4 coltelli. Intanto si dovranno attendere 2 mesi per conoscere l'esito delle analisi sulle pantofole, 3 spugne e altri capi di vestiario che sono stati sequestrati all'operatrice sociosanitaria nei giorni scorsi dalla procura per verificare la presenza di tracce di sangue della vittima. Sembra che la svolta all'inchiesta sia stata data da alcune intercettazioni telefoniche. Intanto i vicini di casa continuano a rimanere increduli e sconcertati anche dalla futilità del movente, ossia le foglie sparse sul pianerottolo delle piante della signora Lida che avrebbero fatto infuriare la sospettata maniaca della pulizia. E ora i tagli e la crisi, studenti in mutande, la provocazione organizzata oggi pomeriggio sul ponte di Rialto dai ragazzi dell'Unione Studenti Universitari per protestare contro il taglio delle borse di studio. Si tratta di un provvedimento che sta per essere varato dal governo in questi giorni. Nel servizio quello che accadrà se passerà il provvedimento. Meno borse di studio per l'università e gli studenti protestano in mutande. È così infatti che hanno manifestato oggi gli studenti universitari di Venezia e Padova, con un flash mob ironico ma dai toni accusatori organizzato da UDU, Unione degli Universitari. Secondo il decreto legislativo proposto dal ministro all'istruzione Francesco Profumo, che sarà discusso domani alla conferenza Stato-Regioni, verrebbe ridotto drasticamente il numero di studenti beneficiari di borse, mettendo mano ai criteri di selezione e rendendoli sempre più restrittivi. Inaccettabile, secondo l'UDU, un decreto che taglia l'importo delle borse, elimina il sistema dei bonus e alza i criteri d'accesso aumentando quasi a raddoppiare il numero di crediti richiesti per farne domanda e abbassando la soglia ISEE. Gli studenti non ci stanno a farsi spogliare dei diritti allo studio e scendono in piazza spogliati dei vestiti in un atto simbolico ma significativo. Il quadro che si prospetta con l'attuazione del decreto è allarmante. Secondo le stime effettuate dall'Udo Venezia sarebbe quasi il 40% degli attuali beneficiari a non poter più godere della borsa, perdendo così ogni tipo di supporto e di welfare studentesco. Se già ora più della metà degli idonei e meritevoli non ha ancora visto €1 di borsa, dopo l'accettazione del decreto da parte della Regione, i borsisti diventerebbero veramente un numero ridotto. L'Unione degli Universitari ha già cercato di bloccare il decreto disertando la seduta del CNSU, Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, indetto con lo scopo di discutere il parere sul decreto, che a causa della mancanza del numero legale non è stato ufficializzato. Parere, quello del CNSU, che il ministro Profumo deve obbligatoriamente consultare per l'approvazione del decreto stesso. Gli studenti sperano dunque che la Regione Veneto non accetti la nuova proposta ministeriale e nel frattempo si mobilitano con manifestazioni, assemblee e incontri informativi per sensibilizzare la comunità.
E dopo i tagli, le tasse, il Comune di Venezia aumenta i balzelli per rimpinguare le magre casse di Cafarsetti e colpisce chi avvia un'attività e insorgono gli artigiani. Un altro salasso per chi avvia un'azienda a Venezia e ad aggiungerlo questa volta ci ha pensato il Comune di Venezia. Un'imposta di sportello per chi vuole aprire un'attività. Ogni potenziale imprenditore per avviare la pratica di una nuova iniziativa imprenditoriale dovrà pagare almeno 50 o 100 euro, addirittura 500 per medie strutture di vendita, fino a 1500 metri quadrati, fino poi a 2000 euro per 2500 metri quadrati di superficie. Un balzello che ha fatto infuriare il segretario degli artigiani della CGA di Venezia, Gianni De Checchi. Il Comune ha bisogno di fare cassa, ha detto il segretario della Confartigianato, per adeguare la rete informatica del servizio, ma gli artigiani si sentono spremuti. Per un inizio attività, ha spiegato, a volte sono necessarie anche 5 pratiche e la tassa va pagata ogni volta. De Checchi ha denunciato anche altri provvedimenti presi dal Comune per aumentare le entrate, come l'eliminazione delle tariffe agevolate per le affissioni delle organizzazioni no profit e l'introduzione di una tassa di 400 euro per i trasportatori, per il momento però congelata. All'attacco degli artigiani a Cafarsetti si è aggiunto anche Alessandro Vianello, capogruppo veneziano della Lega Nord, che ha definito l'introduzione delle spese di istruttoria una scelta scellerata che penalizza i piccoli artigiani, proprio coloro che formano il tessuto economico della città. È andata invece bene la riscossione della tassa di soggiorno nel 2012. Il Comune di Venezia ha incassato 21 milioni di euro. Dopo una partenza incerta nel 2011, la tassa si è consolidata senza danneggiare i flussi turistici. Infatti Venezia, assieme alle spiagge, ha battuto lo scorso anno un altro record, registrando 8 milioni di arrivi e 34 milioni di presenze. Un primato da cui però sono escluse le spiagge del Lido, dove non si sta investendo nel rilancio, e di Chioggia, dove è calata la tradizionale clientela italiana. Intanto però a Venezia il carnevale entra nel vivo e la città si prepara a vivere il Giovedì Grasso con un calendario ricco di proposte. All'Archivio di Stato, per esempio, è stata allestita una mostra documentaria sugli itinerari storici della Serenissima. Apre al pubblico anche il suggestivo Casino Zane. Saranno poi offerte visite guidate in maschera tra le collezioni di famiglia della Fondazione Corini Stampaglia e nel maestoso palazzo che ospita il Conservatorio Benedetto Marcello. Al Teatro La Fenice ancora Doretta D'Avanzo Poli racconterà la storia del costume, mentre proseguirà la retrospettiva nella Casa del Cinema dedicata al colore nella storia della cinematografia. E infine a Cappesaro andrà in scena lo spettacolo Tutti i colori del mondo. Nella grande macchina organizzativa del Carnevale di Venezia però continua a non funzionare il casinò della città, dilaniato dai continui scioperi, ma dalla battaglia sindacale prende le distanze la CGIL. Casinò, il braccio di ferro tra il personale e la direzione, sta diventando una telenovela. La CGIL prende le distanze dagli scioperi. L'organizzazione sindacale ha fatto due conti e scoperto che la battaglia contro la privatizzazione sta danneggiando la casa da gioco e lo stesso personale. Da Natale ad oggi gli scioperi sono costati almeno 1 milione di euro. I giocatori arrabbiati, spesso preavvertiti della protesta anche solo 2 ore prima, si stanno disaffezionando e il timore dei rappresentanti sindacali è che il declino del casinò rafforzi inevitabilmente le ragioni di chi vuole privatizzare, ossia il sindaco Giorgio Orsoni e lo stesso AD Vittorio Ravà. In realtà la privatizzazione è un tale spauracchio per il personale che una volta indetto allo sciopero vi aderiscono tutti, senza badare alle sigle che li organizzano. Il prossimo 12 febbraio è previsto un incontro proprio con il sindaco, un altro round di una battaglia che sta distruggendo la gallina dalle uova d'oro del comune. E ora la pagina sanitaria: è stato confermato lo sciopero nazionale dei ginecologi e delle ostetriche per il 12 febbraio per chiedere ai candidati impegnati nella campagna elettorale la messa in sicurezza dei punti nascita e il contenzioso medico legale in campo sanitario. Si prevede il rinvio di 1100 interventi, anche se il Ministero assicura che saranno garantite le prestazioni indispensabili nelle sale parto. E intanto l'USL veneziana punta a ridurre le liste d'attesa per gli esami di radiologia e vara una nuova organizzazione che prevede l'impiego dei macchinari di notte e anche di domenica.
Visite anche di notte e nei festivi. Porte aperte infatti per i reparti di radiologia e neuroradiologia degli ospedali di Venezia e Mestre, anche di sera e nei festivi. Questa è l'iniziativa avviata all'Angelo e all'ospedale civile per smaltire le lunghe liste d'attesa e assicurare un servizio continuativo alla comunità. Si rende dunque concreta l'idea, da tempo paventata, di mettere in attività le attrezzature anche nelle lunghe ore in cui prima non erano utilizzate. Le prestazioni negli orari extra sono attive da questa settimana e includono TAC, risonanze magnetiche, raggi e indagini senologiche. All'Angelo si potrà accedere ai reparti dalle 20 alle 23, dal lunedì al giovedì, oltre che il sabato pomeriggio, mentre all'ospedale veneziano le aperture extra riguardano 5 ore il sabato pomeriggio e la mattinata di domenica. Una novità importante per gli ospedali veneziani, che aumentano così il flusso di pazienti durante la giornata. Ad inaugurare la sessione notturna è stato un paziente che aveva lavorato proprio nel cantiere per la costruzione dell'ospedale all'Angelo. Coordinatore dell'iniziativa è il dottor Enrico Cagliari, capo dipartimento della diagnostica per immagini, che ha definito gli orari e i reparti che ne possono beneficiare, coadiuvato dai primari della radiologia dei 2 ospedali in questione. Le attrezzature radiologiche dunque lavorano ora a ritmo continuo, dalla mattina alla notte, permettendo di visitare negli orari serali dai 6 agli 8 pazienti, che vanno a sommarsi alla 50 trattati durante la giornata. Un bel passo avanti, contando che il numero di pazienti trattati durante l'anno, dal Dipartimento di Diagnostica per Immagini, ammonta a circa 200.000 pazienti. Ridurre le liste d'attesa, rispettare le indicazioni di priorità indicate nelle prescrizioni e assecondare le esigenze della comunità. Queste sono le finalità dell'iniziativa, come spiega il direttore generale dell'US 12 Giuseppe Dalbene, che realizzandola ha mantenuto fede all'impegno preso con i cittadini. Strade con buche e avvallamenti. Mestre si sta rivelando una città ricca di insidie. Anche stamane alcuni sanpietrini sconnessi in via Bissuola hanno mandato una donna in ospedale. Continuano le segnalazioni di incuria e scarsa manutenzione nelle strade mestrine, spesso cause di lesioni e cadute a danno dei cittadini. Gli abitanti e i negozianti lamentano sempre di più un calo di attenzione dell'amministrazione riguardo la cura della città, che comporta insidie alla sicurezza e all'incolumità delle persone. Non sono dunque rari incespicamenti, cadute e contusioni causate dalla cattiva salvaguardia e manutenzione del manto stradale e dei camminamenti pedonali, che comportano a volte l'arrivo di ambulanze e lamentele ai vigili urbani. A finire oggi sotto accusa è un tratto di via Bissuola, dove proprio questa mattina è avvenuta l'ennesima caduta, causata da un avvallamento nel marciapiede e al conseguente rialzo dei sanpietrini. La malcapitata vittima del cattivo stato del marciapiede è un'anziana ottantenne residente nella zona, che si è procurata escoriazioni sul viso con tagli e annessi fiotti di sangue su labbra e bocca. Soccorsa dai negozianti, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo. È una signora anziana che abita qui vicino, è caduta direttamente giù col viso e anche col torace, si è fatta male veramente. Ha chiamato l'ambulanza, è venuta e adesso l'hanno portata via. E non è la prima volta che succede? Che succede qui? Incidenti no, così gravi poche volte per fortuna, però succedono tantissime volte. Non è però un caso raro né nuovo, come lamentano gli esercenti del posto. Molte sono le vittime di quel marciapiede irregolare con buche e crateri, che è stato sistemato pochi mesi fa dal comune, ma con un lavoro distratto e il semplice riposizionamento dei sanpietrini. Così il problema in poche settimane si è ripresentato, continuando a mietere cadute e scivoloni. Succede spesso. Sarà almeno la 10ª volta che cadono e si fanno male. Abbiamo chiamato i vigili, ci hanno detto che invece di guardare in alto, di guardare per terra, dove si cammina. Sono anziani soprattutto e è stata chiamata spesso e volentieri l'ambulanza. Non possiamo fare niente, non possiamo neanche mettere dei segnali, perché se no prendiamo la multa. E il problema qual è? Sono i sanpietrini alzati o sono proprio avvallamenti? C'è un avvallamento sotto, c'è un buco probabilmente, che non intendono di mettere a posto. E rilevate altre mancanze qui nella strada, oltre a questo Beh, oddio, problema? quella è la più grave secondo noi, però ce ne sono sicuramente altre. Se mettessero a posto quella saremmo già felici. E continuate a segnalarci i problemi della città. Questo servizio è stato realizzato proprio grazie ad una telespettatrice che ci ha chiamato. E ora la cronaca dalla provincia. Predoni scatenati rubano di tutto. Nel bagagliaio dell'auto di 3 rumeni di 21, 23 e 28 anni senza fissa dimora a Salzano, i carabinieri hanno trovato 70 kg di forma e di parmigiano reggiano e generi alimentari tra i più svariati. Il furto era stato commesso nel supermercato Di Più del comune. E ora una manciata di secondi di pubblicità, rimanete con noi.
Franco Oro Più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. Festeggiamo i 100 punti vendita! Ali e Aliper festeggiano i 100 punti vendita con il grande concorso Vinci e Parti. In palio 100 splendide crociere MSC per 2 persone nelle isole greche e oltre 655.000 euro in buoni spesa da 5,25 euro. Con Ali e Aliper, Vinci e Parti in crociera fino al 20 febbraio. E ora altre notizie dall'area metropolitana a cura di Margherita Beato. Dilaga la tendenza a non pagare l'assicurazione. Nel corso del 2012 la Polizia Stradale di Portogruaro ha beccato 102 automobilisti e 5 motociclisti privi di copertura assicurativa. Altra cattiva abitudine è quella dei falsi tagliandi per invalidi. Ne sono stati ritirati 12. 10 giorni di festa a San Bruson di Dolo per celebrare il patrono San Valentino. Tra le tante iniziative ricordiamo il concorso Prove d'amore scritte col cuore. Si partecipa realizzando un oggetto che contenga la forma del cuore. Il termine per la consegna è sabato prossimo 9 febbraio. Dopo Padova e Mestre, ora anche Treviso punta al tram. Esiste un progetto che interessa soprattutto il lato ovest della città. 2 gli itinerari ipotizzati, uno dalla stazione al polo scolastico di Viale Europa, l'altro dalla stazione all'aeroporto Canova. La discussione è più che mai aperta. Calano le nascite nella Marca. L'azienda sanitaria numero 7 di Pieve di Soligo scende per la prima volta sotto i 2020, una flessione che nel 2012 risulta pari all'8,4% rispetto al 2011. La contrazione riguarda sia le famiglie italiane sia quelle straniere. A Padova i prezzi salgono meno che nel resto del paese. Stando alle prime anticipazioni, a gennaio i prezzi hanno segnato un più 1,8% rispetto all'anno precedente, a fronte di un più 2,2% a livello nazionale. Sono cresciute soprattutto le spese per l'abitazione, acqua, energia elettrica e gas. Crolla la vendita del pane, anche se negli ultimi 2 anni i 195 panifici artigianali e le 70 rivendite di Padova hanno mantenuto gli stessi prezzi, i consumi sono calati del 30%. Molti si fanno il pane in casa o vanno al discount, ma il prodotto a basso costo è surgelato e arriva dalla Romania. E ora gli spettacoli. In Veneto il Teatro Amatoriale sta vivendo una stagione particolarmente felice, con oltre 250 compagnie e spettatori in costante crescita. Anche le rassegne sono moltissime. Una delle più interessanti è quella al Teatro Momo di Mestre, dove la compagnia Ribalta Veneta ha presentato una magnifica versione del Signor Todoro Brontolon di Carlo Goldoni. Vediamo. Gregorio! So qua, la comandi. Gregorio! Gregorio! Mi faceva sempre paura. Vengo detto 1000 volte, Corife, basta che mi dice so qua, la comandi, mica la reccia fina, sento non c'ho paura. Biglietti esauriti, pubblico divertito e clima festoso. Col Signor Todoro Brontolon della Ribalta Veneta non si sbaglia. La domenica passa in un lampo e il buon umore rimane addosso per un bel po'. Del resto, la rassegna organizzata dal Comune e dalla FITA al Teatro Momo di Mestre si intitola non a caso Divertiamoci a teatro. L'allestimento goldoniano presentato dal primo attore e regista Carlo Vianello è uno spettacolo fortunato, applauditissimo ovunque, non solo in terra veneziana. Le repliche ormai non si contano, questa al Momo è la numero 222. Cosa vi pare? È più bella ancora da Rente che da lontano. Cosa dici tu? Te piacelo? Non mi dispiace!
e i patiti di teatro non si sono persi la gustosa anteprima del Signor Todero alla Feltrinelli di Mestre. Secondo un'amabile consuetudine, attori e pubblico si trovano in libreria, bevono il tè e parlano dello spettacolo. Eccoci qua, Libreria Feltrinelli, come di consuetudine, invita le compagnie che partecipano alla rassegna del Teatro Momo per presentare la compagnia. L'autore si presenta al pubblico. In questo caso qua è un po' difficile che Goldoni si possa presentare, lo facciamo noi come compagnia Ribalta Veneta, che tanto abbiamo a cuore il grande commediografo del Settecento veneziano, il quale scrisse più di 200 opere, tra opere musicate, tra commedie, tra trilogie. Un autore che ha avuto il suo bel da fare in quel tempo e che ha avuto una vita travagliata dal punto di vista artistico, perché in quel periodo là c'erano delle situazioni in cui la commedia aveva dei cambiamenti, si passava dalla commedia dell'arte alla recitazione su un copione interamente scritto. Questa cosa qui veniva difficile da realizzare, ma Carlo Goldoni ci riuscì grazie alla sua caparbietà di introdurre questa novità lentamente, con caparbietà, senza forzare la mano, e poi alla fine gli hanno dato ragione. Bellissimo poter portare ai più questa esperienza che facciamo noi a teatro, bellissimo portare a conoscenza questo autore in gamba, bellissimo riuscire ad avere un contatto con il pubblico, cosa che durante lo spettacolo e nel post spettacolo non è sempre facile fare, e quindi noi lo facciamo qui insieme al pubblico mestrino. Io non ho altro da dire che fa dei ringraziamenti a tutta la compagnia, perché dopo 36 anni di attività devo ringraziare i componenti di oggi e quelli che ci sono stati, perché pensate che in questa compagnia ho cambiato più di 40 personaggi, perché magari per lavoro, per studio, o per la casa, o per le donne incinta, cosa che è da ridere, non so sta a me. Ringrazio anche tutto il pubblico, quello presente e quello che abbiamo avuto in questi 36 anni, che ci ha dato l'incentivo di recitare, di fare. Grazie ancora, un bacione a tutti, grazie. Ma non c'è solo il Signor Todero, la compagnia Ribalta Veneta ha tantissime commedie in repertorio. Tra le più comiche ci sono La scorsetta dei limon di Gino Rocca e In pretura di Giuseppe Ottolenghi. Proprio questi due atti unici sono in cartellone al Teatro Busan di Mogliano Veneto, venerdì 8 febbraio alle 21. Si recita a grande richiesta e si ride a volontà. Tutti qua sentati E ora è il momento delle redazioni a confronto. Vediamo su cosa sta lavorando la redazione veneziana del Gazzettino. So che c'è in linea Davide Scalzotto, caposervizio di Venezia Centro Storico. Allora Davide, su cosa state lavorando? Qual è la notizia a cui darete spazio domani maggiormente? Buongiorno, allora stiamo lavorando su una ricerca, su una statistica che ci è arrivata dallo studio Gabetti immobiliare che riguarda i valori immobiliari e il valore del mercato immobiliare a Venezia e a Mestre. Visto i tempi che corrono, insomma, ci pareva necessario e anche giusto, visto che non lo facciamo molto spesso, fare un po' il punto della situazione del mercato immobiliare. Beh, si sa che Venezia ha sempre questo triste primato, è sempre in testa nelle classifiche per le quotazioni altissime immobiliari, e quindi la crisi sicuramente si sarà abbattuta sulle compravendite. Esatto, proprio partendo da questo, proprio partendo appunto dal valore particolare che ha il mercato immobiliare su Venezia, volevamo ampliare e approfondiremo un po' questo tema, magari cercando anche altri dati che non siano solamente quelli della fonte da cui ci è stata segnalata la notizia, che è appunto la Gabetti, ma anche ampliandolo anche ad altre ricerche, insomma. Per cui diciamo che quello che emerge, stiamo ancora lavorando, ma insomma quello che emerge in maniera netta è un calo abbastanza consistente delle compravendite anche a Venezia. Rispetto a un anno fa si parla circa del 25% in meno. Senti Davide, ma è l'IMU che ha scoraggiato anche le compravendite? Probabilmente l'IMU, probabilmente la gente considera più redditizio stare in affitto
certamente l'alta tassazione della prima casa o anche delle seconde case, perché non dimentichiamo che a Venezia è fiorente anche il mercato delle seconde case, ha bloccato e ha frenato il mercato immobiliare, 25% in meno rispetto, parliamo del primo semestre del 2012 sul primo semestre del 2011, quindi vuol dire che comunque l'IMU non ha ancora avuto modo di spiegare un po' i suoi effetti, siamo proprio al netto, però sicuramente insomma è un dato abbastanza significativo. Beh, per certo. quanto Parla pure. Se poi dovessimo andare a vedere i valori immobiliari, arriviamo a cifre che nella media siamo attorno ai 7.000 euro al metro quadro a San Marco o nei sestieri più centrali di Venezia. Ecco. Grazie Davide Scalzotto, ci risentiremo nei prossimi giorni sempre per confrontare le cronache delle nostre due redazioni e ora passiamo al servizio successivo, che è in realtà un'intervista che abbiamo realizzato oggi in studio con il presidente dell'associazione ex allievi dell'Antonianum di Padova, nome di spicco della cultura italiana per il ciclo di incontri dedicato alla globalizzazione e alla crisi che sta investendo l'Europa e anche il mondo, organizzate da questa associazione. Ne abbiamo parlato con il presidente, che è il professor Francesco Angrilli. Sentiamolo. Accanto a me c'è il professor Francesco Angrilli, è un docente, è intanto presidente dell'Antonianum ed è soprattutto un docente di ingegneria aerospaziale. Non è qui però per parlare di questo, anche se poi parleremo anche di lui come personaggio, che è un personaggio molto particolare, ma per parlare di una serie di incontri, di convegni che organizzerà questa associazione, l'associazione degli ex allievi dell'Antonianum, e che quest'anno tocca un argomento a noi piuttosto vicino, che è quello della globalizzazione e della crisi. Saranno invitati Ernesto Galli della Loggia, Sergio Romano, Valentina Colombo Allan. Questi sono tutti personaggi, per esempio Galli della Loggia lo conoscete tutti, editorialista del Corriere della Sera, docente universitario esperto di partiti politici. Sergio Romano è stato ambasciatore a Mosca, conosce molto bene la Russia, è stato direttore generale degli affari culturali del Ministero degli Esteri. Poi c'è Valentina Colombo Allam, che è una ricercatrice di storia dei paesi islamici, poi ancora Carlo Filippini, che è un esperto della Cina, e Massimo Introvigna, che forse, poi comunque ce lo racconterà meglio il professore, forse la persona più importante di tutti questi che saranno invitati. Le date, magari ce le dice lei. Sì. Salve professore. Buongiorno. Quando inizierà questo ciclo di incontri? Questo ciclo di incontri comincia l'11 febbraio, il prossimo lunedì praticamente, sì, e va avanti per 5 lunedì fino all'11 marzo. Ecco, l'argomento? L'argomento, diciamo, dallo scontro al confronto di civiltà. Questo titolo vuole esprimere la preoccupazione, diciamo, che abbiamo voluto affrontare in questo ciclo di conferenze, che è quella della consapevolezza e della coscienza degli effetti della globalizzazione sulla nostra società. Beh, ce ne siamo accorti tutti, ce ne siamo accorti, ecco, sì. Però, diciamo, si ritiene che non siamo ancora pronti ad affrontare, diciamo, psicologicamente e spiritualmente questo problema della globalizzazione, che ovviamente comporta delle tensioni tra le varie culture e civiltà. Allora questo ciclo di conferenze vuole essere un contributo alla cittadinanza per porre l'accento su alcuni aspetti, diciamo, di carattere più umano e spirituale, se vogliamo, che potrebbero aiutarci ad affrontare i problemi della globalizzazione in modo più consapevole. Certo. L'associazione ex alunni dell'Antonianum ogni anno organizza questo ciclo di incontri e sono sempre di altissimo livello, di grande eccellenza. Per esempio negli anni scorsi che argomenti sono stati affrontati? L'anno scorso l'argomento che abbiamo affrontato è stata l'emergenza educativa. Ci sembra che, diciamo, il problema dei giovani e quindi della loro preparazione, della loro formazione, ma anche della loro educazione, perché ogni tanto accadono, diciamo, fenomeni che non riusciamo a comprendere, certo, e quindi ci deve essere qualcosa di cui non siamo ben consapevoli sulla loro formazione umana e scientifica, e quindi abbiamo voluto affrontare questo problema con un notevole successo di pubblico. Beh, lei ha dedicato molto della sua vita ai giovani, no? In particolare alla ricerca. Lei ha fondato il
dell'ingegneria aerospaziale a Padova e si occupa di giovani e anzi lei sostiene che proprio in questo settore i ragazzi trovano lavoro. Sì, il settore aerospaziale è uno dei settori ancora in crescita in tutto il mondo e diciamo rivolgendosi a un mercato internazionale i nostri giovani ingegneri hanno successo e trovano la possibilità di lavorare. Ovviamente bisogna viaggiare, essere disposti a spostarsi. Lei ha lavorato anche per la NASA, vero? Abbiamo lavorato insieme con l'Agenzia Spaziale Europea, con l'Agenzia Spaziale Giapponese, la NASA, quella russa. Diciamo, questo mondo tutto sommato poi coinvolge un numero di persone abbastanza ristretto per cui ci si conosce tutti. Bene, quindi vi auguriamo di avere molto pubblico a questo ciclo di incontri e poi insomma avete capito, se cercate un lavoro e vi piace il mondo aerospaziale potrebbe essere un settore che potrebbe dare qualche sbocco. Grazie per essere stato con noi. Grazie. E siamo arrivati al meteo, sentiamo le previsioni per i prossimi giorni. Cielo coperto con qualche schiarita, aria fredda da nord e temperature in calo. Giovedì 7 febbraio, cielo coperto, possibile qualche breve pioggia, temperature un po' più basse, mare poco mosso. Venerdì 8 febbraio, cielo soleggiato e livelli termici in diminuzione, sotto zero di notte. Sabato 9 febbraio, variabile, possibile qualche fiocco di neve, valori stazionari. Domenica 10 febbraio, nubi sparse e temperature in lieve abbassamento. La marea di giovedì 7 febbraio è sostenuta, la massima alle 8:20 80 cm, la minima alle 15:10 meno 15 cm. Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito e per averci scelto, buon proseguimento e buona serata.